Siamo col sindaco di Valvasone Ardene, Marcus Marmair, buonasera. Buonasera. Buonasera, perché infatti siamo qui oggi a parlare di quello che è successo ieri, no? Cioè la fiesta dal Friuli. Sì, ieri era il 3 aprile, fiesta da parte dal Friuli. Sarebbe da fare tutta la trasmissione in friulano, ma sappiamo che insomma Telepordenone arriva in terre dove il friulano veramente non sarebbe compreso. Allora ne parliamo in italiano. È stata una bellissima celebrazione a Vito d'Asio, invitati dall'Arlef e dall'Istituto Ladino Furlan Precheco Placerean, che hanno organizzato questa manifestazione che ricorda la lettura di una bolla nel 1077 che ha visto l'investitura del patriarca Sigfrido, che da parte di Enrico IV è stato nominato appunto patriarca e signore delle terre che corrispondono grosso modo a quello che è il Friuli. E da lì è partita l'epopea del Friuli, prima realtà dotata anche di un suo Parlamento e quindi di una carta costituzionale, in qualche modo definiamola così, che è addirittura antecedente alla Magna Carta, nota ai più per quella che sono le vicissitudini della storia inglese. Quindi è una grandissima occasione, insomma, di ritrovo, soprattutto per sottolineare quello che è un valore imprescindibile, ovvero l'essere friulani, che significa avere ben a cuore l'identità friulana e che in qualche modo significa anche poi tutelare la nostra autonomia speciale, perché in questi anni se è venuto meno la ragione dell'esistenza di un'autonomia speciale collegata al fronte orientale della guerra fredda, il Friuli era terra di confine, quindi legittimava anche il regime di autonomia speciale proprio per questo motivo. Oggi lo si può ottenere e salvaguardare solo per l'esistenza di tre minoranze linguistiche, quella tedesca, quella slava e quella friulana. E pertanto non è folklore quello che si fa, ma è lo strumento più importante per cercare di mantenere quello che altre regioni stanno cercando in tutti i modi di spingere e di portare a casa. Legga ad esempio il vicino Veneto che sta battendo i pugni sui tavoli romani per avere una forma di autonomia che noi già abbiamo. Ecco, noi dovremmo sicuramente cercare di valorizzarla un po' di più. Aggiungo che abbiamo saputo ieri che oltre ai comuni che già fanno parte della legge 482 del 99, che è quella che individua i comuni friulanofoni, c'è stata una richiesta aggiuntiva da parte di Portogruaro, Gruaro e Fossalta, proprio dimostrazione che facevano parte del Friuli storico, esatto, corrispondente ai confini del patriarcato. Esatto, insieme anche a Cinto e a Teglio Veneto, che sono anche San loro, Michele, l'abbiamo detto. e San Michele, ecco, quindi mancherebbe un comune ancora, ma insomma che è un comune importante per la diocesi, ma non dico qual è. No, e tra l'altro consentirebbe questa operazione di avere un ulteriore sbocco verso il mare, insomma, no? Sia cioè, sulla sponda destra del tagliamento. Beh, diciamo che il riconoscimento per San Michele già c'è come comune friulanofono ed fa parte anche dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana che presiedo. È più una questione più territoriale, insomma, legata al fatto che sappiamo benissimo che il Veneto è molto geloso dei propri comuni, ha fatto una lunghissima battaglia per trattenere Sappada. Ci sarebbe ad esempio Cinto che avrebbe tutti i presupposti, perché sono stati fatti più referendum per poter entrare in Friuli Venezia Giulia, ma in questo momento non gli è consentito. Bene, grazie Sindaco per il suo contributo, vedremo come andrà a finire, come si evolverà nei prossimi anni anche la festa, che è stata costituita con una legge regionale abbastanza recente anche, no? Sì, è stata istituita recentemente, ma diciamo che sono tante le attività ancora che dovrebbero essere fatte per salvaguardare la nostra cultura, la lingua friulana, l'identità dei nostri territori, coinvolgendo i comuni e non soltanto. Certo. Comunque sì, c'è una legge che ha istituito la festa del Patria del Friuli. È una festa itinerante, no? Ogni anno ogni anno cade in una provincia diversa delle tre. Si sa già il prossimo anno? Il prossimo anno saremo a Capriva del Friuli. Bene, grazie Sindaco e ci vediamo la prossima settimana. Mandi, buonasera Luci Furlans.